No, per l'una finiamo. Aspetta, che se sbaglio stavolta mi uccide. Attento che te ho punto d'osso, Ah, questi sono i miei... No, il programma è quello qua. Me l'hanno dato così. Me lo sono stampato. Poi quello vecchio. Questo qua. Iniziamo? Eccoci, riprendiamo la seconda parte di questa importante mattinata, dicevamo, per presentare il piano di sicurezza acque, appuntamento voluto da Viveracqua in collaborazione con la Regione del Veneto e del patrocinio e con il patrocinio dell'Istituto Superiore della Sanità. La dottoressa Russo ci eravamo lasciato con lei, che faccio un minimo di focus per reintrodurre un attimo. Ci aveva parlato della necessità di cambiare strada, quindi non di agire quando si scopre l'emergenza, quando è già troppo tardi, ma in modo preventivo. Una prevenzione che deve mettere al centro la persona, una prevenzione che deve essere multidisciplinare, con le informazioni che si scambiano, di cui l'importanza anche del progetto LIFE su cui stanno lavorando tutti gli attori che sono qui seduti al tavolo di oggi in modo parallelo, come si sta lavorando in modo parallelo nella conferenza Stato delle Regioni, perché si sta creando uno strumento operativo comune che deve essere operativo in tutta Italia, si spera entro il 2025. Ci sono regioni come il Veneto che sta facendo scuola, che sta facendo strada. Ecco, un punto importante, una frase che va a mio parere sottolineato, è che questi tavoli tecnici sono tavoli tecnici, quindi si basano su numeri, su fatti, che devono dare e tornare a dare fiducia al cittadino quando apre il rubinetto dell'acqua, perché il tavolo tecnico diventa, ha detto Russo, politico quando c'è il problema. Però adesso si lavora in prevenzione, e vediamo quindi di conoscere esattamente il ruolo della Regione in questo grande piano di riorganizzazione gestionale del piano di sicurezza dell'acqua, con Fabio Strazzabosco, che stavolta, lo dico giusto perché all'inizio, e mi scuso, ho anche sbagliato la sua qualifica, della Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto. Ringrazio. Almeno, anche sulla locandina c'è scritto Direzione Ambiente, almeno finora sono Direzione Difesa del Suolo, poi non si sa mai in questi tempi. Tutti partiamo da questo fine maggio 2013. Io vorrei ringraziare in particolare oggi due persone. La prima, oltre ai colleghi che insieme hanno collaborato, la dottoressa Russo e il dottor Vincenzo Restaino, in particolare dell'ARPA di Vicenza, che ha fatto uno sforzo immane nei primi momenti, quello che ha fatto la prima denuncia contro la ditta incriminata. Vorrei ringraziare il mio segretario di allora, perché con la comunicazione del Ministero dell'Ambiente in mano mi recai nel suo ufficio, lo trovai con la stessa comunicazione in mano. Ci guardammo negli occhi e ci dicemmo, con una parola un po' meno tenera di quello che dico ora,
cosa cavolo è questa roba. Lo dicemmo insieme. Questo per dire qual era l'atmosfera, cioè si partiva dal nulla, si partiva da qualcosa che non aveva un protocollo, una metodica analitica, che non ha tuttora limiti a livello nazionale. Sono ancora stati promessi, vedremo a fine mese se è vero, se questa è la fine mese giusta, però è così. E poi vorrei ringraziare anche Fabio Trolese, come esempio di tutti i gestori con i quali ho brevemente interloquito fra gli ultimi di maggio e i primi di giugno del 2013. Lo ringrazio per aver riferito in maniera semanticamente più corretta l'espressione che io ho usato all'epoca. Io non ho detto precisamente Houston abbiamo un problema, ho usato qualcosa di molto più pesante e ho visto però che tutte le sollecitazioni fatte verbalmente hanno funzionato. Ricordo, all'epoca io ho telefonato a tutti i gestori interessati, con una sola telefonata tutti i gestori si sono dati da fare. È una cosa che capita da noi forse, però il fatto che ci sia di base questo tipo di sensibilità ci ha aiutato moltissimo nel prosieguo dell'attività. Questa non l'ha messa nessuno, la metto per primo io. Ecco, perché la rappresentazione grafica del fenomeno di inquinamento che ha dato origine a tutto questo lavoro si è vista sui giornali, se ne è parlato varie volte, si parla di area rossa, arancione, gialla e così via, con tante definizioni che sono necessariamente figlie di un qualcosa di tecnico, però iconograficamente noi rappresentiamo che cosa? Rappresentiamo una ferita al nostro territorio e come guarirla forse siamo fra quelli che ne sanno qualcosa di più, ma quando la guariremo sicuramente non lo sapremo. Il modello di gestione del piano di sicurezza dell'acqua standard è sempre lo stesso, vedete, è un modello semplificato. Ce l'ha data l'Istituto Superiore di Sanità questa immagine, vedete. Noi mettiamo d'accordo, per quanto riguarda gli acquedotti, tutto quello che gira intorno alla fornitura dell'acqua, che non è solo approvvigionamento e distribuzione, ma è anche miscelazione, è anche il dialogo fra diverse porzioni e diverse forniture. Una delle cose più carine che sono state fatte è ricostruire il cielo piezometrico delle condotte per capire nel corso degli anni quanta parte degli abitanti della zona contaminata aveva ricevuto effettivamente acqua contaminata o meno, visto che ci sono vari acquedotti, varie fonti di approvvigionamento che dialogano fra di loro. Andiamo avanti velocemente. È fondamentale nel piano di sicurezza dell'acqua il ruolo dei gestori. Su questa diapositiva, vedete, occupa tutto quanto lo spazio e il ruolo che raggruppiamo sotto il titolo Viveracqua dei gestori. Vedete, le informazioni, dati di monitoraggio, identificazione dei pericoli, è qualcosa che nella futura direttiva europea magari sarà di competenza dello Stato nazionale, ma per ora è sostenuta ed è stata in particolare sostenuta dai nostri gestori. Poi l'ARPA, l'USL, l'Istituto Superiore di Sanità e la Regione hanno dei ruoli che sembrano marginali. Sembrano marginali perché occupano meno spazio, ma sono assolutamente pregnanti perché sono quelli che danno il sostegno, i singoli pilastri che danno il sostegno al lavoro massivo è la parola corretta, fatto dai gestori. Non basta raccogliere dati, bisogna che i gestori si sentano sostenuti sia a livello materiale, e noi la Regione a suo tempo qualche soldino ha provato a tirarlo fuori, l'ha tirato fuori, sia a livello normativo per quanto possibile. Ricordo che la Regione Veneto al momento è l'unica amministrazione che ha dato un provvedimento organico con limiti allo scarico che presuppongono un programma di adeguamento, perlomeno in Italia. Non voglio parlare degli altri casi europei. Piccolo provvedimento che ci ha dato oltre 57 ricorsi che stiamo gestendo allegramente. Quindi l'azione della Regione, oltre a favorire lo sviluppo di nuovi acquedotti, tirare fuori i soldini e interloquire con lo Stato per richiedere lo stato di emergenza, perché altrimenti non avremmo potuto neanche chiedere un soldo, soldi che ci sono, anzi, ci sono stati promessi per anni, poi ce li hanno affidati. Ci hanno affidato 80 milioni per gli acquedotti, quindi ringraziamo di questo, però di questi 80 ne abbiamo solo 56,6 per motivi che ci risultano ancora in parte oscuri, quindi ogni tanto gli chiediamo anche il resto. Ma soprattutto la novità è stata questa, è che forse per la prima volta in maniera così multidisciplinare e organica
è diventata di rilievo preminente la rilevazione precoce di situazioni critiche. Perché tutti sentivamo la corsa, forse, perché tutti ci sentivamo sul groppone la responsabilità, e se lo avessimo saputo prima come avremmo agito? Allora dovremmo saperlo prima. Per questo la Giunta regionale ha rilevato questa nuova sensibilità e con una delibera che si chiama informativa, ma che in realtà corrisponde a una delibera programmatica, ha definito per prima in Italia un orientamento su un approccio sistematico di analisi di rischio sul modello di piani di sicurezza dell'acqua. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi vogliamo partire per primi qui in Regione Veneto, se possibile, per l'adozione di piani di sicurezza dell'acqua. Per primi non vuol dire che nessuno ne aveva fatto qualcuno. ETRA, con il buon ingegnere Bacchin, che saluto, che ho visto qui in sala, aveva già costruito un primo piano di sicurezza dell'acqua che non era così esteso, così articolato come quello di cui si parla oggi, però era già sul territorio questo tipo di seme che stava nascendo qui da noi. L'azione più pesante data dalla Giunta regionale era peraltro quella di rendere obbligatoria la dotazione di piani di sicurezza, cosa che a livello nazionale è sì in prospettiva con il 2025 trattabile, come ha detto il dottor ingegnere oggi anche Lucentini. Però per noi in Veneto è diventata così essenziale che come Giunta regionale abbiamo pensato e deciso di dire li vogliamo questi piani di sicurezza ed è una cosa insindacabile, li vogliamo per tutti i nostri gestori. Quindi tanto per dare la ciliegina sulla torta, adesso vedrete perché sarò così breve, tanto per dare la ciliegina sulla torta, la Giunta è intervenuta ancora più pesantemente, sì sul settore di inquinamento specifico per quanto riguarda lo stabilimento principale inquinatore, addirittura abbiamo visto una delibera che consigliava una spaziatura minima di griglia di indagine per vedere la contaminazione dello stabilimento, cosa mai vista prima, cioè il contrario di quello che succede di solito, un'invasione nel tecnico da parte dell'assetto politico. Ma per quanto riguarda i nostri gestori, come segnale concreto, la Giunta ha chiesto a tutti i gestori di dotarsi di sistemi di precoce rilevazione e di adeguati sistemi di trattamento. Papale cosa vuol dire? Voi adesso non avete problemi, può darsi che domani non ce li abbiate. Fabio Trolese prima ha ripetuto la frase standard, nell'acqua trovi quello che cerchi, però ha detto anche una frase infelice, vuol dire che nell'acqua c'è di tutto, non è proprio così. Cioè, in realtà quando cerchiamo molte cose fortunatamente da noi non le troviamo o non le troviamo in misura definibile come pericolosa oppure come interessante. Ci tengo a questo perché siamo ancora la regione con la miglior qualità dell'acqua in Italia. Paradossalmente forse abbiamo la miglior qualità dell'acqua nella zona rossa in questo momento, perché cambiamo così tanto i filtri che l'acqua della zona contaminata adesso proprio è così depurata che diventa la migliore a momenti. Però questo che cosa significa? Ciascun gestore si fa un'analisi di coscienza, va ad annusare in giro, intorno alle proprie aree di approvvigionamento, quello che ci può essere, pensa di costruire una pianificazione o uno studio di fattibilità laddove i rischi non ne individua attualmente, ma lo fa lo stesso uno studio di fattibilità e dove immagina che ci sia comunque la possibilità di un rischio, si dota di subito di attrezzature in grado di affrontare la maggior parte dei rischi, attenzione, non conosciuti. Cosa vuol dire? Vuol dire che dal punto di vista tecnologico, se anche io non so come fare su tutto, so che ho alcune tecnologie che intanto mi danno una mano. La prima è stata quella utilizzata per i PFAS, cioè l'adozione dei famosi filtri a carbonio attivo. Come è stato detto prima da Lucentini, molto spesso semplicemente si parla di filtri, come il filtro della sigaretta, il filtrino della caraffa d'acqua a casa e così via. Filtri nasconde dietro di sé, per la nostra vicenda in particolare, un fenomeno di ricerca fatto dai gestori, prevalentemente e assolutamente dai gestori, assolutamente gigantesco. Noi siamo gli unici qui in Veneto che
conoscono la differenza prestazionale, di durata, di simpatia per talune sostanze o meno di tutte le varie tipologie di filtri a carboni attivi che ci sono. Noi sappiamo la differenza fra i filtri a carboni attivi naturali, non naturali, rigenerati, additivati, sappiamo quali sono le dimensioni dei micropori che si possono realizzare, sappiamo come si comporta il filtro a carbone attivo in ragione delle stagionalità, in ragione delle temperature, in ragione della possibilità che ci sia l'instaurazione di particolari specie batteriche che possono o non possono aiutarci nel dare un percorso di qualità. Questo tipo di ricerca si è spostato, fra l'altro, non solo sull'acqua potabile, ma ha avuto una ricaduta anche sui trattamenti per i reflui contenenti queste sostanze. Come Regione abbiamo favorito tutte le iniziative in grado di portare a casa dei risultati per togliere queste sostanze da prima taluni tipi particolari di reflui concentrati, poi da taluni tipi particolari di rifiuti liquidi. In Regione Veneto sono partiti degli impianti di trattamento che si occupano dei percolati di discarica, dove abbiamo rilevato concentrazioni interessanti di PFAS. Perché i percolati di discarica ci interessano? Perché finiscono negli impianti di depurazione. La maggior parte degli impianti di depurazione è trasparente ai PFAS perché non esistono tecnologie a costi sostenibili che riescono a togliere questa roba dalla gran massa diluita di roba, e quindi da qui entra nel ciclo dell'acqua che vi ha ben descritto il dottor Lucentini prima. Quindi ci ritroviamo in falda, ci ritroviamo nei ghiacci dell'Antartide, ci ritroviamo nel sangue, ciascuno di noi ha un qualcosina di PFAS nel sangue, non è che ne siamo immuni. Qualcosina vuol dire che tutti ne siamo stati esposti. Una cosa che non è stata detta su queste sostanze è che ci sono più di 4.500 famiglie di sostanze PFAS che vengono prodotte e utilizzate. Ci sono delle sostanze che utilizzano i PFAS ma non vengono rilevate perché hanno una testina della molecola fatta dai PFAS, ma non vengono riconosciute alla prima analisi. Queste sostanze, quando entrano nell'ambiente o anche nell'organismo, possono staccarsi e ritornare ad essere PFAS che si ritrovano. Abbiamo più di 3.300 prodotti di uso comune e commerciale che utilizzano o contengono PFAS. E sui giornali ne vedete tanti. E io ogni tanto guardo le persone che sono davanti a me e mi chiedono qualcosa su queste sostanze, li guardo e dico: tu hai almeno 2, 3 o 5 cose addosso che hanno usato o utilizzano PFAS. Il microfonino del telefonino come trattamento antipolvere, il trattamento delle lenti degli occhiali, le scarpe o la borsa in pelle, il trattamento di determinati tipi di gioielli, la protezione di alcune particolari forme di bigiotteria. Cioè, sono oggetti che vediamo, io li sto guardando, li sto vedendo addosso a voi, li sto vedendo in questo momento. Ciò non significa che siamo condannati a morire, significa che sappiamo che viviamo in un universo contaminato. La Regione, quindi sapendo che queste cose sono tante e sono difficili, non ha pensato di sapere tutto, perché anche se noi siamo veloci ad imparare, siamo anche sufficientemente umili, se mi permettete di dirlo, per dire che non ne sappiamo ancora abbastanza, e più riusciamo a capire che non ne sappiamo abbastanza, più impareremo qualche cosa. Per questo la Giunta regionale ha istituito un comitato scientifico, tecnico-scientifico permanente, che ci dà una mano a seguire tutti quegli argomenti che non vi ripeto, per non dilungarmi. Però vedete, c'è stata un'adesione da parte delle università, ci dà una mano, chi è specialista di un particolare campo ha facilità con noi di essere, come dire, accolto a braccia ultra aperte e ci dà un aiuto su tutti gli aspetti, sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista sanitario e di altre cose. Questa è la cosa importante. Che cosa ci ha dato questa esperienza? Non è che ci ha dato l'orgoglio di dire siamo quelli che ne sanno di più. Noi ne avremmo fatto molto volentieri a meno. Okay? Se fossi rimasto ignorante di PFAS più a lungo sarei più felice. Però una delle cose più importanti è che la sensibilità che si è maturata in tutti gli ambiti, sia tecnici che amministrativi, che a tutti i livelli, è qualcosa che non ha eguali.
Molto spesso ci siamo trovati di fronte a delle emergenze di un certo tipo che sono state gestite, viste, magari finanziate e poi ordinariamente dimenticate. Cambia amministrazione e l'emergenza non c'è più. Nel nostro caso, invece, ci siamo dati da fare tutti con lo stesso tipo di spirito. C'è stata una comunione non di amorosi sensi, ma di programmazione, di gestione e anche di disposizione amministrativa che ha generato una comune direzione, che è una cosa piuttosto rara. Non solo una comune direzione, ha generato anche il modo di andare avanti, non dico in automatico, ma di andare avanti con questa mentalità, ottenendo dei prodotti che nel futuro continueranno ad essere, mi spiace usare questa parola, ma la devo usare, implementati, ma implementati in maniera utile, con l'unico obiettivo, che è quello che avevamo definito, mi ricordo, la prima assemblea alla quale ho partecipato insieme con la dottoressa Russo e il dottor Vincenzo Restaino, quando il titolo che dicevamo all'inizio è "In Veneto sull'acqua potabile non ci devono essere dubbi". Grazie. Grazie. La Regione ha viaggiato su tantissimi temi, tantissimi livelli, ma ha concretizzato in modo inequivocabile. Vuole piani anche al di là di quello che è l'indicazione nazionale. Si devono fare. Il PSA qui è stato fatto su una zona già altamente colpita, quella dei FAS, che riguarda i 26 comuni della provincia di Vicenza. E il passo successivo qual è? Dottor Diego Macchiella, scusate, segretario generale di Viveracqua. Ecco, buongiorno a tutti. Allora, io avevo preparato l'inizio dell'intervento dicendo intanto, vabbè, quali sono le idee che volevo presentare, no? Cos'è il PSA, cosa abbiamo fatto noi sull'Onigo e cosa sarà fatto da qui in avanti su tutti gli acquedotti del Veneto. Su cos'è il PSA direi che chi mi ha preceduto ha fatto già un bel po' di parole e quindi magari andiamo via veloci, però quello che posso dire è quello che abbiamo imparato noi costruendo un PSA. PSA cos'è? È uno strumento attraverso il quale noi gestori guardiamo quali sono i potenziali pericoli che possono colpire il nostro acquedotto, sia all'interno delle infrastrutture dell'acquedotto che conosciamo bene, perché dal punto di captazione ai punti di consegna all'utenza conosciamo molto bene i nostri sistemi, sia all'esterno, sia nell'ambiente in cui è inserito il nostro sistema acquedottistico. Guardare quali sono i potenziali pericoli in maniera da prendere le misure di precauzione e di controllo e per ridurre al minimo la possibilità che quel rischio si concretizzi. Per questo vuol dire un salto epocale, l'abbiamo sentito anche questo, vuol dire un salto epocale per noi gestori. Noi fino ad oggi abbiamo guardato nel nostro sistema, abbiamo garantito la qualità dell'acqua facendo le analisi dentro il nostro acquedotto, nei tubi, prelevando l'acqua dai tubi, dagli impianti e garantendo che lì l'acqua sia buona, però è un controllo ex post, è un controllo che ti dice in questo momento stai avendo un problema, ferma tutto e cerca di capire qual è il motivo e come risolvere questo problema. Il passo in avanti che ci fa fare questo piano e questo approccio è guardiamo non solo alla qualità garantita all'utenza, ma guardiamo anche quali sono i potenziali pericoli al di fuori del nostro sistema che potrebbero ripercuotersi nel nostro sistema e cerchiamo di prevenirli. Quindi è un po', io continuo a dirlo quando parlo con chi non ha ancora affrontato un piano di sicurezza dell'acqua, è un po' come un tempo chi gestiva l'acquedotto prendeva, nella maniera in cui chi gestiva l'acquedotto prendeva le decisioni sul dove mettere un campo pozzi. Si guardava più o meno la zona buona dal punto di vista della produttività e della qualità, si piantava il campo pozzi e poi si gestiva. Adesso
è ormai normale per tutti noi fare un'indagine idrogeologica, cercare di capire se effettivamente quello è un posto buono, se è un posto che potrà rimanere così negli anni, eccetera, no? Questo è un altro passo in avanti, non solo guardiamo a cosa può arrivare in termini di quantità, ma anche a quali sono i rischi che ci sono sopra i nostri impianti. Quindi, per fare questo, non siamo più sufficienti noi soli gestori. Abbiamo bisogno di chi controlla l'ambiente, di chi conosce l'ambiente, conosce le fonti di pressione che ci sono nell'ambiente e chi sa dirci quanto pericolose possono essere le fonti di pressione e i pericoli che potrebbero venire da quelle fonti di pressione. E quindi c'è bisogno di un team che lavora per la costruzione del piano multidisciplinare, ed ecco perché ci siamo messi e ci dobbiamo mettere assieme, e prevedono così le linee guida dell'Istituto Superiore, insieme gestori, autorità preposte alla tutela dell'ambiente, autorità preposte alla tutela della salute. Cosa abbiamo fatto? Questo era giusto per ripetere ancora quali sono le normative di riferimento, ma anche qua è già stato detto abbastanza, direi. Direttiva quadro, linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, che prendono dall'OMS, che aveva mandato fuori delle linee l'anno prima, mi sembra, se non sbaglio, e poi il decreto del Ministero della Salute 2017. Cosa abbiamo fatto a Lonigo? Allora, intanto, quando diciamo sistema di Lonigo parliamo di questo sistema, adesso non so se qua si riesca a puntare, però per darvi un'idea, il sistema acquedottistico che abbiamo studiato noi è quello contornato di rosso, che ha la dimensione, guardate il lago di Garda che sta di là a sinistra, ha la dimensione del lago più o meno. È un sistema che prende 26 comuni, anche qua è stato già detto prima, insomma, sono 140.000 abitanti residenti nei 26 comuni, 110.000 serviti dai nostri acquedotti. Dai nostri acquedotti che sono gestiti non da una sola società, ma da 4 società di gestione che lavorano nella nostra regione, da Acque Veronesi, che ha l'impianto principale in gestione, quello che capta l'acqua e la potabilizza, ma anche da chi poi prende acqua da quell'impianto e la distribuisce attraverso altre reti in altri comuni. Quindi Acque Venete, Viacqua e Acque del Chiampo. E qui c'è stato il coordinamento di Viveracqua che a livello della regione, sapete, si sta muovendo come società dei gestori. Cosa abbiamo fatto? Allora, la prima azione per costruire un piano di sicurezza dell'acqua è creare il team multidisciplinare di cui parlavamo prima, che parte con i gestori in primis, che sono i soggetti responsabili della creazione del piano, come dicono le linee guida, come dice la norma, che hanno i compiti di... Allora, li vediamo velocemente perché forse possiamo entrare un po' più nel dettaglio rispetto a prima, già è stato detto anche dal dottor Lucentini. Costruire e coordinare il gruppo di lavoro, che non è semplice perché bisogna trovare i soggetti giusti, i soggetti che sul territorio detengono le informazioni, e quindi bisogna guardare alle ULSS, all'ARPAV. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere in questo progetto pilota direttamente l'Istituto Superiore e la Regione, e quindi siamo stati agevolati. Però il compito è stato comunque difficile. Le prime riunioni che facevamo erano fatte da una cinquantina di persone che erano più per interesse, per capire cos'è un piano di sicurezza, che per portare conoscenze che servivano al piano. Dopodiché bisogna mettere a disposizione gli strumenti per creare questo piano. Quindi si è parlato velocemente del cloud. Bisogna creare un sistema informatico dentro il quale confluiscano tutte le informazioni da parte di tutti gli attori, quindi le analisi di qualità dell'acqua, le fonti di pressione e ciò che caratterizza le fonti di pressione, i dati di costituzione dei nostri impianti e delle nostre reti. E deve essere un sistema che possa avere accesso e possa dare l'accesso a tutti gli attori. Dopodiché noi come soggetti responsabili, ma insomma, gestori, società di gestione, dobbiamo fornire le informazioni sul sistema, che sono quelle che teniamo noi, che conosciamo noi, quindi quali impianti usiamo, come sono fatti, quando sono stati fatti, quali sono i dati di monitoraggio che abbiamo noi. E poi uniamo queste informazioni, lo vedremo dopo, con quelle che arrivano dagli altri attori,
e insieme identifichiamo i pericoli, i potenziali eventi pericolosi e diamo una classificazione a questi eventi, cioè cominciamo a dire, allora, il pericolo potrebbe essere inquinamento da nitrato, la faccio semplice. L'evento pericoloso potrebbe essere lo spargimento da vicino alla nostra fonte dalla quale captiamo. La pericolosità la valutiamo insieme alle autorità sanitarie. Insieme a loro diciamo questo è pericoloso, tanto, poco, niente. E quindi facciamo una classificazione dei rischi insieme. Dopodiché vediamo quali misure di controllo e quindi quali misure possiamo prendere per ridurre il rischio che accada questo e cosa dobbiamo fare per mantenere il monitoraggio in maniera da essere certi che questo non accada. Le autorità sanitarie ed ambientali sono dei soggetti consulenti, questo credo che sia proprio dalle linee guida o forse esperti esterni, c'è scritto nelle linee guida, nel senso che sono coloro che detengono le informazioni che servono e che vanno messe in rete proprio per dire, oltre a quello che già conosciamo noi, questo è quello che c'è intorno al vostro acquedotto che potrebbe causare, la concretizzazione di un pericolo. Allora, non solo, le autorità sanitarie ed ambientali poi ci aiutano anche a valutare, ecco, il livello di rischio e di pericolo. E come abbiamo fatto a lavorare? Beh, sempre su questo tema, forse avevo previsto qualcosa dopo, ma qua possiamo fare un appunto sempre sull'esperienza vissuta durante la costruzione di questo piano. Metterci insieme soggetti gestori e soggetti consulenti e condividere le informazioni è un salto in avanti pure, nel senso che di solito il rapporto è, come si diceva, controllato-controllore, ma che è dentro il nostro DNA purtroppo, e quindi quando dicevamo pur razionalmente tutti quanti dobbiamo collaborare, andiamo insieme a fare il sopralluogo perché dobbiamo vedere se nel pozzo lassù c'è qualche pericolo e dobbiamo vederlo tutti insieme, e qualcuno diceva, beh, allora facciamo un audit, noi siamo abituati a fare gli audit, e i colleghi, i gestori dicevano, no, lascia stare l'audit per carità, quindi va proprio costruito un rapporto che è nuovo, è diverso da quello che c'è stato fino ad oggi. Cosa abbiamo fatto ancora sull'Onigo? Dopo aver fatto costruzione del team e costruzione di tutti gli strumenti che servono per partire con l'elaborazione del piano, abbiamo fatto la descrizione della filiera del nostro sistema acquedottistico e quindi abbiamo detto, da questo impianto, da questi pozzi, l'acqua parte, subisce questi trattamenti e va in questi comuni, arriva a queste utenze. E abbiamo delimitato il sistema acquedottistico oggetto del piano. Anche qui non è facile, voi sapete, soprattutto i tecnici che lavorano nella società di gestione, di solito chi gestisce un acquedotto cerca di magliare, di unire più possibili le reti tra loro in maniera da avere sempre certezza che l'acqua ci sia, se una fonte da una parte manca c'è dall'altra. In questo caso cercare di limitare un sistema non è semplice. Qua abbiamo preso 4 gestori per prendere un sistema che fosse limitabile e confinabile. E poi, una volta delimitato il perimetro di interesse, abbiamo cominciato a mettere nel sistema informatico, nel database che abbiamo creato, tutte le informazioni che caratterizzano le infrastrutture che costruiscono quel piano. Qua ci torniamo. Dopo aver visto tutte le strutture, abbiamo fatto dei sopralluoghi insieme a tutto il team e abbiamo cominciato ad identificare quali sono i pericoli di base che che potrebbero concretizzarsi e diventare danno per la qualità dell'acqua all'interno dei nostri impianti, delle nostre infrastrutture. Nel caso di questo acquedotto qua, stiamo parlando di 1000 abbondanti chilometri di rete, con però un solo impianto, e quindi forse semplificato da quel punto di vista, abbiamo individuato 316 pericoli di base, che vanno dalla possibilità che ci siano effrazioni sugli impianti che magari
Prima ecco, non pesavamo tanto quanto invece con l'aiuto di tutti i nostri colleghi e degli esperti abbiamo visto che potrebbero essere fonte di pericolo. Intrusioni di acqua vicino ai punti dove abbiamo i pozzi, fuori servizio di macchinari che abbiamo nelle nostre centrali. Quindi, visti quali sono i pericoli, insieme abbiamo valutato quali possono essere i rischi e quanto possono essere elevati i rischi, e qua siamo arrivati a dire 147 di questi pericoli di base hanno un potenziale rischio sanitario. Quindi, visto che su questi 147 qualcosa va fatto, siamo passati a valutare quali misure di controllo prendere, che possono essere nell'immediato, facciamo una procedurina che dice: guarda, quando entri in un'area in cui ci sono gli impianti devi tener conto che non puoi parcheggiare il camioncino lì vicino perché potrebbe succedere qualcosa che non va. Oppure potrebbero essere misure che richiedono anche degli investimenti. Dobbiamo mettere dei gruppi di continuità, dobbiamo mettere dei sistemi contro le frazioni, eccetera. Dopodiché, invece, allora, torno indietro, abbiamo cominciato a guardare all'esterno del nostro sistema acquedottistico, abbiamo cominciato a guardare quali sono i potenziali pericoli a monte delle fonti di captazione dalle quali prendiamo la nostra acqua. E abbiamo detto, innanzitutto dobbiamo definire quali sono le aree di ricarica della falda dalla quale preleviamo. E qui non è stato un lavoro facile, questo non è stato un lavoro facile nel senso che bisogna avere competenze di idrogeologia, bisogna avere dati, bisogna studiare. Dopo abbiamo i colleghi di ARPA che qualcosa diranno in più rispetto a questo, però in questo caso noi abbiamo pensato, per non sbagliare e perché non abbiamo molto di più in questo momento in mano, prendiamo a riferimento i limiti orografici che abbiamo intorno a quei punti di captazione e diciamo che quella è l'area di ricarica dell'area dentro la quale dobbiamo cercare i potenziali pericoli. Fatto questo, abbiamo detto, vediamo ancora una volta insieme a tutto il team quali fonti di pressione ci sono all'interno di quell'area. Fonti di pressione che possono essere industrie, aree commerciali, possono essere i depuratori che scaricano magari a monte rispetto al nostro campo pozzi, quali sono i siti contaminati, quali sono le discariche. Quindi abbiamo preso dati da tutti gli attori che avevamo intorno, perché alcuni dati sono tipicamente gestiti dalle autorità che sono preposte alla tutela dell'ambiente. Abbiamo trovato 750 fonti di pressione in quest'area. Anche qui abbiamo fatto una valutazione sulle potenziali fonti pericolose e abbiamo detto di queste 750, 4,22 se dassero origine a sversamento di qualche elemento che trattano, potrebbero causare un pericolo sanitario, potrebbero essere fonte di un pericolo sanitario. Allora, il passaggio qui è veloce, ma non è stato semplice, nel senso che da 750 fonti di pressione dire quali possono essere quelle che hanno potenziali o costituiscono un potenziale rischio, vuol dire cercare di capire dentro quelle fonti di pressione, dentro quelle aziende, dentro quei punti che abbiamo detto prima, cosa succede, cosa si tratta, quali sostanze si muovono. Fatto questo lavoro, noi abbiamo utilizzato un approccio che è stato: cerchiamo il codice Ateco e vediamo per ciascuna di quelle imprese quali sono gli elementi che potenzialmente potrebbero gestire e mettiamoli in fila. Abbiamo detto di queste 422 fonti a potenziale rischio sanitario, da queste 422 fonti a potenziale rischio sanitario, potrebbero arrivare, a causa di un incidente in ambiente, circa 200 contaminanti che potrebbero costituire un pericolo per l'acqua a valle. Anche lì l'analisi è stata fatta chiaramente con l'aiuto di tutti coloro che erano nel team.
perché da un elenco di fonti e da un elenco quindi di sostanze trattate e presenti in quei punti abbiamo dovuto stabilire quali sono quelle che sono estremamente volatili e anche se succedesse un incidente non vanno in acquedotto, quali sono quelle che anche se andassero in acquedotto si fermano perché non vengono trasportate alla falda, quali sono quelle che anche se venissero comunque, dato che l'impianto che abbiamo noi ha dei carboni attivi, verrebbero fermate e quindi non costituirebbero un pericolo. Quindi abbiamo pulito tutto quello che per noi non costituisce un pericolo e abbiamo tenuto 128 sostanze che invece dobbiamo controllare. Quindi il risultato di questa analisi fatta fuori, analogamente a quella che era stata fatta all'interno dei nostri impianti, è stato: teniamo presente che abbiamo queste 100 e qualcosa in più sostanze che dobbiamo cercare. Ecco, torniamo al discorso che è stato fatto dal Presidente, il discorso che è stato fatto da Lucentini. Nell'acqua, se non sai cosa cercare, ecco, non vai da nessuna parte. Adesso abbiamo, per dirla come lo diceva il direttore dei nostri laboratori, abbiamo i bersagli da colpire, abbiamo un centinaio di sostanze da tenere sotto controllo. Quindi la misura di controllo che abbiamo previsto è: ci mettiamo a monte dei nostri impianti, abbiamo trovato dei piezometri e abbiamo fatto il calcolo di quanto ci impiegherebbe una sostanza per arrivare dal piezometro che abbiamo individuato fino al nostro impianto. Qua la vedete in anni, da un piezometro all'altro passano 3,1 anni sopra, poi altri 6 anni qui, poi altri 4,9 anni, quindi diciamo che se vedessimo delle sostanze lassù, prima di arrivare al nostro campo pozzi, ci impiegherebbero 10 anni. E abbiamo un piano di monitoraggio che dice: una volta all'anno vai in quei punti, cerchi di vedere se arrivano queste sostanze. Non arrivano un anno, non arriveranno 2, cominceremo anche ad eliminarle, diremo: queste forse sono sostanze che non ci sono. Tornando al discorso che faceva il dottor Lucentini, non serve più stare a spendere soldi e sforzi a cercare quelle sostanze, cerchiamo e concentriamoci su delle altre. Il risultato finale, ecco, è che abbiamo tutto quello che ho detto molto velocemente io in una matrice che è disponibile nel cloud, condivisa con gli altri e che andrà aggiornata nel tempo, perché il piano di sicurezza, si diceva anche questo prima, è un piano che viene chiuso dal team, viene mandato al Ministero della Salute che attraverso l'Istituto Superiore lo approva e poi però va aggiornato quando? Quando cambiano le condizioni delle infrastrutture, e quindi se togliamo il campo pozzi e mettiamo un altro campo pozzi dovremo di sicuro aggiornare il nostro piano, oppure va aggiornato almeno ogni 5 anni, si diceva. Quindi in questo momento abbiamo il piano, abbiamo i risultati del piano. E qua abbiamo pensato di dire, dato che questo è stato un progetto pilota nella nostra regione, cos'è che abbiamo imparato? Quali sono le criticità che abbiamo trovato? Quelle che dicevamo prima. Allora, innanzitutto capire cos'è questo progetto, capire quali sono i ruoli e quali sono le responsabilità. Le prime riunioni sono state veramente difficili perché ecco, veniva tanta gente o poi cambiava la volta dopo e quindi bisognava ripartire da zero, quindi la costruzione del team è veramente un passo fondamentale per andare avanti bene con questi progetti qua. E poi il rispetto delle tempistiche, perché purtroppo, ecco, anche qui il dottor Lucentini ha detto prima, ARPA non si sa bene ecco, come faceva a partecipare, veniva per buona volontà e quindi trovare il tempo per metterci tutti assieme a lavorare non è stato semplice. Questo è un piano che abbiamo fatto in 1 anno e mezzo, poco più. È vero che è un piano importante, però se facciamo, dopo forse una considerazione c'è, se facciamo il conto che in Veneto stimiamo che più o meno ci siano un 200 piani da fare, a 1 anno alla volta andremo a 200 anni prima di finire. È vero che poi non si lavora in serie, possiamo lavorare in parallelo, però ecco, stiamo parlando di tempi che vanno sicuramente compressi. Qual è stato, vabbè, in questo progetto specifico, quali sono stati i punti di forza? L'attenzione da parte ecco, degli attori di livello regionale e di livello nazionale. Qui avevamo l'Istituto Superiore, qui avevamo la Regione, con le direzioni della prevenzione, con la direzione della tutela dell'ambiente, del suolo, non mi ha sentito, non mi ha sentito,
È chiaro che nei 200 piani non potranno esserci su tutti i tavoli questi attori qui, ci vorranno gli attori locali, quindi ULSS, ARPAV e ATO e sicuramente anche le province. Uno degli attori che forse mancavano erano le province da noi e probabilmente, ecco, invece andando più nei piani piccolini si cercherà di coinvolgerle. Cosa sarà fatto? Ecco, sull'Onigo io non starei a dire molto di più, nel senso che sennò bisognerebbe entrare proprio nel tecnico-tecnico. Cosa dovremmo fare adesso? Dobbiamo per ciascuno dei nostri acquedotti fare un piano di sicurezza entro il 2025. Il piano deve essere approvato dal Ministero della Sanità, deve essere aggiornato almeno ogni 5 volte, ne dobbiamo fare 200. Se volete un dato così che ci siamo guardati noi nel gruppetto che ha lavorato su questo piano, a tempo pieno per un piano di questo genere il gestore ci ha messo 1 anno uomo, diciamo, perché abbiamo fatto 1 anno e mezzo di lavoro, erano in 3 i tecnici che ci lavoravano, ma per il 20% del loro tempo, quindi 1 anno uomo per fare un piano. Su 200 stiamo parlando di 200 anni uomo anche qua. Cosa può fare Viveracqua, dato che la Regione, ecco, diceva qual è il ruolo della Regione? Viveracqua non è il gestore, è il gestore che dovrà fare i piani. Viveracqua, che è la società dei gestori, può dare tutto il contributo che arriva da questa esperienza qui, nell'armonizzazione, nell'uniformazione del processo. Può garantire chiaramente il supporto necessario nel caso in cui ci siano questioni o situazioni particolari nei diversi piani e adesso collabora con la Regione, con la Direzione Prevenzione per far partire il corso di formazione dei team leader, che sono gli attori principali, anzi all'interno dell'attore principale che è il gestore sono i coordinatori del gruppo e del progetto che deve creare i piani di sicurezza dell'acqua. Il corso sarà tenuto a settembre-ottobre, poi ho anche le date subito dopo, e darà la qualifica di team leader di PSA sulla base dei programmi, verrà fatto sulla base dei programmi dell'Istituto Superiore e sarà fatto in 4 giornate, martedì 24, mercoledì 25, martedì 1 e martedì 2 ottobre. Basta, io non ho molto altro da dire e quindi vi lascerei il posto. Sì, siamo entrati nel cuore, abbiamo avuto le risposte concrete di che cos'è questo PSA, abbiamo svelato l'obiettivo della nostra giornata, però è il primo ed è a sé stante, perché gli altri 200 che dovranno essere costruiti e disegnati, nello specifico analizzati, dovranno essere a sé stanti. Un abito sartoriale, mi veniva da dire. C'è da capire quindi in ogni zona, in ogni contesto, quali siano i problemi, quali siano i potenziali pericoli. Lo chiediamo alla dottoressa Linda Chioffi, direttore del Dipartimento di Prevenzione, direttore UOC, Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione dell'Usula 9 Scaligera. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio per questo invito in questo bellissimo posto. Il mio contributo alla giornata di oggi è legato, diciamo, all'approccio dell'ULSS 9 in particolar modo e del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione a cui io appartengo, e quindi inizio, una serie di cose sono già state evidenziate da chi mi ha preceduto, però ne fisserò, andrò anche un po' veloce per recuperare tempo. Però parto dal fatto che l'ASL, quindi Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, è diciamo, l'autorità che dà il giudizio, esprime il giudizio di potabilità. E volevo anche evidenziare come il decreto legislativo 31 afferma come le acque appunto non devono contenere sostanze in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute. E questo concetto, diciamo, è stato in un qualche modo poi riaggiornato con l'ultimo decreto del 2017, dove viene introdotto il concetto di valutazione del rischio.
E quindi noi nelle nostre banche dati in pratica abbiamo una serie di informazioni legate a quelli che sono i monitoraggi sia dell'ASL che del gestore, dei controlli fatti dal gestore in autocontrollo. E la cosa importante che viene richiamata è la condivisione, si è detta sin dall'inizio, delle informazioni e dei dati tra gli organi istituzionali, quindi tra salute, ambiente, tutti i soggetti che anche oggi qui partecipano. Il concetto di piano di sicurezza dell'acqua, il concetto, insomma, la strategia che è dell'OMS mette proprio in evidenza questo aspetto della valutazione del rischio e della necessità di queste conoscenze integrate riguardo i pericoli, quindi sia per quello che riguarda pericoli contaminanti di origine naturali che invece, diciamo, derivanti da varie attività. L'ULSS, questo voglio ribadirlo, ha un'importanza nel supportare i gestori nei piani di sicurezza dell'acqua per quello che riguarda le valutazioni delle informazioni sul sistema idrico, le valutazioni del monitoraggio, le valutazioni del rischio e le misure di controllo adottati, e anche, questo mi preme sottolinearlo perché anche la dottoressa Russo ha parlato dell'importanza della persona, di quelli che sono i dati relativi alla popolazione servita e anche alle fasce sensibili. E poi è stato già introdotto la parte della formazione dove anche l'ULSS avrà un ruolo. Detto questo, io butto lì questa diapositiva che è il frutto del lavoro, diciamo, e di quella che è stata la valutazione, la gestione del rischio in questi anni. Io ogni anno aggiungo qualcosina, quindi 2019 ho aggiunto l'ultima freccia 2019. Non voglio entrare nei particolari, però io l'ho vissuta all'inizio anch'io, era giugno, quando abbiamo avuto la notizia dalla Regione della contaminazione dell'acqua, della rete acquedottistica, derivante da quello che era stato diciamo lo studio del CNR. E questo lo ribadirò anche nelle conclusioni, poi alla fine, l'importanza di avere dati a livello scientifico, l'importanza anche della ricerca. E qui c'è tutta la complessità di quella che è la valutazione, la gestione del rischio, la comunicazione a livello di persone, di popolazione, a livello di quella che è la filiera alimentare, di quella che è la filiera dell'acqua, con tutti poi i vari provvedimenti. E ho messo anch'io la mia piantina, voglio dire con l'area arancione aggiornata, diciamo della valutazione della contaminazione sul nostro territorio. E riprendo un attimo questo concetto di come, quando noi ci siamo trovati nel 2013, noi ci siamo trovati di fronte a una situazione in cui era evidente che c'era stata un'emissione di inquinanti chimici. Io qui, vedete, ho messo anche delle immagini che ho preso da ARPA, perché voglio dire, alcuni dati li abbiamo condivisi, o da Viveracqua. E quindi l'aspetto dell'emissione degli inquinanti chimici che io rappresento nell'anno zero, quanto tempo fa è stato? 30 anni, 40 anni? A quella che poi il periodo arancione, dove c'era qualcosa di sconosciuto e che abbiamo scoperto, e quindi arriviamo poi allo studio del CNR nel 2013, scusatemi, nel 2013, quando abbiamo iniziato ad affrontare la questione e ad agire con misure di gestione del rischio per mitigare l'esposizione. Quindi l'approccio che è stato percorso è stato un approccio all'epoca di tipo retrospettivo, che ci ha portato però a quelli che sono adesso invece i piani di sicurezza dell'acqua, e quindi all'approccio invece di tipo prospettico in pratica. E riprendo qui l'aspetto della popolazione, quindi partiamo da quello che era stato il monitoraggio ambientale con lo studio del CNR a quella che poi è stato, diciamo, i piani, quelli che sono attualmente i piani di sicurezza dell'acqua. Anch'io voglio qui rappresentare, è stato detto da chi mi ha preceduto, di una parte di dati che sono noti, una parte di dati che sono conosciuti. All'epoca le sostanze perfluoroalchiliche noi non le ricercavamo, parlo di ASL, non avevamo neanche la metodica di laboratorio, e poi abbiamo avviato, diciamo, questa ricerca e questo monitoraggio su queste sostanze che abbiamo definito delle sostanze emergenti. Quindi siamo passati a quello che è, diciamo, l'approccio di tipo preventivo previsto dai piani di sicurezza dell'acqua. Questi sono giusto i miei comuni dell'AS9 Scalise, sono di 13 comuni, e ho ripreso questa immagine degli obiettivi chiavi di un piano di sicurezza dell'acqua che l'ho
presa dal dottor Lucentini, che riguarda, diciamo, il fatto di avere l'attenzione su quella che è la sorgente, l'impianto di trattamento, il sistema di distribuzione e anche poi la rete, diciamo, la rete anche degli utenti. La nostra ricostruzione della filiera dell'acqua, che io ricordo precisamente i momenti in cui ci siamo posti, ma sarà così, e io ricordo anche proprio nel giugno 2013, uno dei primi incontri che abbiamo fatto col nostro gestore era capire quali interconnessioni ci potessero essere a livello di rete acquedottistica. E vi dico che nonostante che nella ricostruzione poi, questo dobbiamo dire, ha avuto riscontro anche con i dati dell'esposizione che poi abbiamo avuto sulla popolazione, però io ancora questo aspetto qui della interconnessione, l'anno scorso mi pare con Macchiella e con uno dei nostri comuni ci siamo ritrovati a rifarlo pensando anche a possibili interconnessioni a livello di pozzi privati, perché ricordiamoci che molto spesso ci sono reti doppie, la rete del pozzo privato e la rete dell'acquedotto. E questo devo dire grazie anche al gestore dell'acquedotto, perché hanno fatto loro con le loro capacità, delle prove anche sulla pressione, diciamo, a livello di rete acquedottistica. Questo per evidenziare anche come sia importante lo scambio di informazioni fra tutti gli attori. Questo quindi è l'inizio, diciamo, della condivisione delle informazioni, dove anche l'ASL ha partecipato, e quindi voglio in qualche modo introdurre all'aspetto dell'identificazione dei pericoli, che è la prima parte, diciamo, di quella che è la valutazione del rischio. Ricordo che nella valutazione del rischio si è parlato qui di pericoli, rischio. Io voglio un attimo precisare anche questi concetti che sono fra di loro un po' diversi, ma è necessario comunque che noi abbiamo una prima fase di individuazione del pericolo, della caratterizzazione del pericolo e anche della valutazione dell'esposizione al pericolo. Questa è un'immagine, un'infografica di EFSA, che è l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare. D'altra parte l'acqua è un alimento, che evidenzia molto bene il pericolo da quello che è il rischio, con un'immagine. Lì c'è uno squalo in mare costituisce un pericolo, però è chiaro che se mi metto a nuotare vicino a uno squalo questo diventa un rischio. Lo stesso possiamo identificarlo, la bomba è il pericolo, però l'accensione della miccia diventa l'evento pericoloso. Quindi i pericoli sono stati illustrati diciamo, da Macchiella, una numerosità di pericoli. Abbiamo, diciamo, possono essere agenti di tipo microbiologico, di tipo chimico, di tipo fisico, di tipo radiologico, e ci sono, ho messo lì ben in evidente i FAS come contaminanti emergenti. Ci sono poi gli eventi pericolosi. Queste sono immagini che ho preso da internet, sono eventi di cronaca, qualcuno me lo ricordo, legati a situazioni, diciamo, pericolose, legate ad eventi meteorologici o rotture di rete, diciamo, di una parte della rete acquedottistica, che possono portare ovviamente poi a delle situazioni di poi rischio anche per il consumatore. E ho messo qui 4 immagini che a me ricordano però delle vicende che ho seguito, pensando sempre agli eventi pericolosi, perché quando si è detto nel team diciamo, del piano di sicurezza dell'acqua, il supporto anche dell'ASL è legato anche alla storicità e ad alcuni eventi che sono stati vissuti. Io ho messo in alto un'immagine di quella che è una contaminazione della falda da organoalogenati che ha interessato anche la rete acquedottistica, dove però sono state messe in atto delle misure di controllo, e ovviamente con ARPA, con i comuni, perché alla fine, voglio dire, la condivisione delle informazioni è anche a livello locale con quelli che sono i comuni, è importantissimo per anche fare dei modelli di previsione. Poi ho messo il rapporto, quello sui fitosanitari, non avevo l'immagine dei non FAS, ma i FAS, che è il progetto anche che noi portiamo avanti su fitosanitari, ambiente e salute, dove lavoriamo per individuare anche lì una serie di pericoli che poi possono anche, diciamo, ovviamente rappresentare un pericolo, un eventuale rischio per la rete acquedottistica. Ho messo una centrale del comune di Verona che non era all'interno della zona nostra di contaminazione dei FAS dalla rete di Almisano, ma che comunque ci ha dato una serie di problemi. E poi, sempre per le valvole di non ritorno, perché è un po' una mia fissazione, un episodio che abbiamo avuto di acqua dell'Adige pompata da un servizio, diciamo, da una rete privata che serviva per irrigare dei campi sportivi, che è andata a finire nella rete acquedottistica.
La fortuna, fra virgolette, è stata che siccome era acqua grigia, dai rubinetti è uscita acqua grigia, quindi sono stati immediatamente presi provvedimenti, i FAS non si vedono, altre sostanze non si vedono. Ecco, quindi la parte, diciamo, degli eventi pericolosi nel processo, nella metodologia dei piani di sicurezza dell'acqua, è importante poi rapportarle a tutte quelle che sono le fasi da quella che è la captazione superficiale o sotterranea, a quella che poi i trattamenti, fino alla distribuzione alle reti domestiche. Anche qui un attimo un'immagine per ricordare la diversità quindi fra pericolo, evento pericoloso e il rischio. Pericolo abbiamo già detto, evento pericoloso anche, il rischio parliamo quindi di patologie e quindi di danni all'uomo. Quindi l'elenco, diciamo, dei pericoli devono essere identificati, abbiamo visto quanti sono stati diciamo, identificati e si basano anche su quelle che sono le informazioni, anche sui dati epidemiologici. Io qui voglio un attimo ricordare anche questo aspetto. Una volta c'era il tifo, si moriva per il tifo, poi c'è stata la colorazione dell'acqua, che è stato ritenuto uno degli eventi diciamo, più importanti per quello che riguarda il contributo alla tutela della salute. Vado un attimo in velocità, volevo ricordare anche come 7 su 10 persone hanno servizi di acqua potabile gestiti in sicurezza. L'altro ieri mi pare sia uscito l'ultimo rapporto dove si dice che una persona su 3 a livello mondiale non accede ad acqua potabile. I dati che noi abbiamo sono numerosi, derivano da quelli che sono lavori o scientifici, da quelli che possono essere diciamo, dati anche di carattere epidemiologico, che a volte, cioè i dati sulla salute dell'uomo, ci portano anche a riconoscere eventuali difetti a livello della rete o eventuali contaminazioni. Ho messo anche la parte di quella che è la qualità dell'acqua. Questi sono dati di ISPRA, mi pare, che riguardano la qualità della falda e dobbiamo dire che i rischi microbiologici sono relativamente contenuti nel nostro paese, mentre invece, diciamo, acquistano rilevanza quelli di natura chimica. Altra cosa che è un po' anche questa la mia fissazione, la necessità di una tutela dell'ambiente e una tutela della salute. Sono due cose integrate. Ricordo anche come i limiti a livello sia di standard di qualità ambientale, ma anche diciamo, le concentrazioni che noi ritroviamo a livello di decreto legislativo 152 a volte sono molto più restrittivi di quelli che sono i valori sulla salute, ma non dobbiamo superarli, nel senso, questo deve essere l'intendimento diciamo, nostro generale. E quindi un po' qui una carrellata di quelli che sono, diciamo, i vari anche contaminanti chimici che possiamo trovare. Abbiamo dei piani di sorveglianza sulla piombemia, per esempio, relativamente soprattutto a quelle che sono le reti private, ma quello che può essere l'arsenico. E poi volevo anche evidenziare l'aspetto nell'individuazione dei pericoli, anche di quelli che sono i rischi emergenti, anche i cambiamenti climatici. Li abbiamo vissuti direttamente a livello anche locale, situazioni o di siccità o di precipitazioni meteoriche che possono portare a delle problematiche a livello di rete acquedottistica. E poi sui contaminanti emergenti, qui ovviamente è importante anche per noi nell'individuazione del pericolo e dei rischi fare riferimento a quelle che sono le conoscenze scientifiche a livello di uomo, e quindi ho ripreso, ma è solamente per, diciamo, esemplificare la parte che abbiamo vissuto riguardo all'esposizione dal primo biomonitoraggio che ha dato conferma su quella che era l'esposizione della popolazione che aveva bevuto acqua dalla rete contaminata, quelli che sono gli ultimi dati. Questo l'ho un attimo preso l'ultima relazione, l'ultimo rapporto regionale che fa vedere la diversità anche fra l'esposizione dall'area rossa A all'area rossa B. Ecco, poi ci muoviamo in un campo di incertezze a volte, quindi ritorno allo studio C8 dove si parla di una probabilità di associazione ma non ancora una relazione causa-effetto. Altri contaminanti, un attimo proprio vado in velocità, gli agenti radiologici, quindi il radon, gli agenti fisici a livello di anche tubazioni della rete acquedottistica, e poi il fatto di
avere attenzione a considerare un numero incontrollato di scenari. Questo l'ha fatto vedere prima Macchiella, come si sono poi ridotti, perché diciamo, è chiaro che va fatta una valutazione di rischio anche su quelle poi che è la probabilità del verificarsi e anche la gravità di un determinato evento, di un determinato rischio, per cui si va quindi alla rivalutazione individuando quelli che sono i rischi, diciamo, alto, medio e basso, per mettere in atto le misure di controllo. Questa è l'ultima diapositiva, mi fermo, però nella, diciamo, individuazione dei pericoli, che ho detto che è una fase della valutazione del rischio, importante la comunicazione del rischio. E quindi volevo un attimo sottolineare questo concetto della importanza di scambiare le informazioni fra gli esperti, le pubbliche amministrazioni, i mass media, i gruppi di interesse e i cittadini, e questo è finalizzato ad aiutare a prendere delle decisioni circa l'accettare, ridurre o evitare il rischio. Ricordiamo che un rischio zero non esiste e quindi non è assolutamente un tentativo di convincere. E poi altro aspetto, perché i piani di sicurezza sull'acqua sono basati su un approccio, su una metodologia scientifica. La scienza serve a ridurre le incertezze attraverso la semplificazione, osservando gli eventi, studiando le probabilità e costruendo modelli di previsione. Io ero incantata prima a sentire, non è per piaceria, ma a sentire il dottor Lucentini, perché riesce sempre, ogni volta, concetti molto complessi, a tradurli in maniera semplice e comprensibili. Ho finito, grazie. Concordo. Andiamo via super veloci. È stato interessantissimo, anche un po' impressionante, come ogni anno lei ha aggiunto qualcosa nell'evalutazione del rischio per quanto riguarda il contesto sanitario. Adesso il Matteo Cultrera dell'ARPA Veneto ci fa il focus invece sul contesto ambientale. Prego. Grazie. Buongiorno. Sono qui per portare il contributo realizzato prevalentemente dal dottor Mazzola e che in qualche modo riassume anche l'impegno profuso da ARPAV in relazione alla problematica delle sostanze perfluoroalchiliche nelle acque sotterranee. Questo contributo potrebbe anche essere un valido supporto nell'individuazione delle aree di salvaguardia delle fonti di captazione idropotabile. Un brevissimo cenno proprio alle basi, se vogliamo, e quindi a quello che è l'equazione del trasporto dei contaminanti nelle acque sotterranee. Perché introduco questa equazione? Perché se noi andiamo a vedere i vari termini che la compongono, troviamo anche la ragione, in qualche modo, e spiegazione dell'ubicazione dei contaminanti nelle acque sotterranee. Questa equazione è formata sostanzialmente da 4 termini principali: dispersione, flusso sotterraneo, sorgente e fattori di ritardo. La combinazione di questi 4 fattori ci dà spiegazione dell'ubicazione dei contaminanti in falda. E quindi, partendo dalla dispersione, la dispersione è legata a sua volta da 2 aspetti, quindi miscelamento meccanico, quindi come i contaminanti in qualche modo vengono influenzati dalle geometrie che abbiamo negli acquiferi, dalle anisotropie, dalle disomogeneità che abbiamo nel sottosuolo. Alla dispersione contribuisce ovviamente anche la diffusione del contaminante in falda, e questo è il primo termine. Poi passiamo al termine del flusso sotterraneo, quindi al trasporto advettivo, e quindi come il contaminante viene trasportato in falda, e quindi in questo caso entrano in gioco altri parametri. Dobbiamo andare a considerare sostanzialmente tutto quello che entra nel nostro dominio di studio, quindi le portate in ingresso, le portate in uscita, le infiltrazioni legate per esempio alle precipitazioni, piuttosto che non alle dispersioni dei fiumi e al drenaggio dei fiumi stessi, dei corsi d'acqua. Importanti anche ovviamente sono le opere di captazione e gli emungimenti. E poi ovviamente nel flusso sotterraneo contribuiscono ovviamente alla permeabilità degli acquiferi, il gradiente idrico sotterraneo. Non può mancare, parlando di contaminazione, la sorgente, quindi è importante conoscere quali sono i punti di contaminazione, punti o piuttosto una geometria di tipo lineare,
è importante avere un'idea di quelle che possono essere le concentrazioni iniziali, è importante conoscere il flusso del contaminante nell'area sorgente e la sua porosità, sempre dell'area sorgente. E infine facciamo attenzione al termine che c'è a destra. Il termine che c'è a destra è un termine, se vogliamo, legato sostanzialmente alla parte chimica e quindi in qualche modo al comportamento del contaminante in falda, del solo contaminante. E quindi qua ho messo alcuni termini, come per esempio il coefficiente di ripartizione. Vedremo dopo di che cosa si tratta. Adesso sembrano cose un po' pesanti, però vedremo che poi assumono tutt'altra connotazione nel proseguo della presentazione. Il coefficiente di ripartizione sostanzialmente mi dà spiegazione di come, mi dà ragione di come il contaminante tende a legarsi con la matrice solida dell'acquifero. Okay? Quindi maggiore è questo coefficiente di ripartizione, maggiore è la tendenza del contaminante a legarsi con l'acquifero. La solubilità è sostanzialmente il suo opposto, e quindi quanto un contaminante tende a essere solubile nelle acque sotterranee in quelle determinate condizioni, e poi ovviamente la velocità di falla. Questi sono argomenti che ho messo qui sul piatto, ma che poi vedremo torneranno molto utili. Qua vado via veloce perché di fatto volevo introdurre brevemente alcune argomentazioni relative all'OMS, ma già il commissario Brusaferro degli ISS mi ha preceduto, quindi bypasso, se volete, tutta questa parte relativa alle indicazioni dell'OMS sulla valutazione e gestione del rischio globale, e quindi l'OMS, semplificando, l'OMS indicava come fosse opportuno un approccio di tipo olistico, quindi un'apertura a 360 gradi ai vari contributi che possono giungere dai vari portatori di interesse, che vada dalla captazione al consumatore. Vedremo che noi andremo anche un pochino a monte di questa captazione. In qualche modo ne abbiamo sentito parlare adesso di pericolo, quindi dobbiamo conoscere in qualche modo nel nostro sistema quali sono i centri di pericolo. Un termine che forse è la prima volta che sentite oggi, la vulnerabilità, cioè la capacità, la possibilità del sistema acquifero a essere in qualche modo soggetti a contaminazione e alle possibili fonti di alimentazione. Il tutto deve essere inserito nell'ambito di un sistema idrogeologico che deve essere ben definito. Cosa ha fatto ARPAV? Cosa ha fatto ARPAV in tal senso a partire dal 2013? Ecco, ARPAV ha messo in campo una rete di monitoraggio costituita da 52 punti. L'ultimo punto è stato aggiunto nel 2018, che comprende appunto 52 pozzi, un'area, l'abbiamo già sentito, compresa tra le province di Verona, Vicenza e Padova, e con una frequenza di campionamento pari a un campionamento trimestrale. Per 10 pozzi viene fatto un campionamento addirittura a cadenza mensile. Quali sono gli analiti individuati in questi campionamenti? Allora, vabbè, d'accordo, i classici parametri fisici, abbiamo i carbonati, come diciamo noi idrogeologi, questi ci danno un po' indicazioni di quella che è la facies idrogeologica, ovvero ci danno delle informazioni su quelle che possono essere le aree di provenienza, le aree di migrazione dei flussi idrici sotterranei ed eventuali interazioni tra corpi idrici differenti. Ovviamente, vabbè, metalli, nitrati, gli organoclorurati. La parte ovviamente principale, il target principale è dato dai composti dalle sostanze perfluoroalchiliche, e abbiamo aggiunto anche in qualche occasione i benzotrifluoruri. Più recentemente tra le sostanze perfluoroalchiliche sono stati aggiunti anche il GenX e il C6O4. Ecco, quindi diciamo che i PFAS sono sostanzialmente sempre individuati di volta in volta anche gli altri analiti. Vado subito ai risultati. Come vedete questa area qui, questa è tutta l'area definita dalla contaminazione, quindi noi ci concentriamo in questa presentazione nel settore più settentrionale, e se vogliamo questo è il risultato della media dei parametri della sommatoria dei PFAS dal 2015-2017,
e possiamo già fare delle osservazioni. Vediamo che osserviamo 3 massimi, una massima proprio in prossimità di quella che abbiamo identificato come l'area sorgente, abbiamo un massimo nell'area più a est e un massimo qui nell'area più a sud. Questa immagine vi fornisce anche alcune indicazioni di tipo idrogeologico, in particolare queste sono le isofreatiche, quindi la direzione della falda, in rosa tratteggiato è il limite delle risorgive, e quindi sostanzialmente abbiamo, anche qui a est abbiamo un altro limite delle risorgive, abbiamo 2 domini idrogeologici differenti tra di loro. Il primo dominio è quello indifferenziato, sto semplificando, comunque possiamo dire che è quello indifferenziato che c'è a monte, quindi è un materasso alluvionale ghiaioso-sabbioso, prevalentemente ghiaioso-sabbioso, e dopodiché incominciano a essere presenti anche tutta una serie di livelli con permeabilità differenti, con dei livelli intermedi meno permeabili e con falde in pressione. C'è da dire appunto che si osserva una direttrice che va verso sud e un'altra direttrice principale del flusso idrico sotterraneo che va verso est, questo a grandi linee. E questo considerando, attenzione, la sommatoria dei PFAS. Andiamo a vedere che cosa succede, questa è un'attività che abbiamo svolto, che cosa succede se andiamo a considerare i diversi congeneri che compongono i PFAS. Allora, molto rapidamente, vediamo, partiamo da quelle che hanno la catena più corta, via via andiamo a considerare i PFAS che hanno catena più lunga, osserviamo una distribuzione, questo qui è il BFBA, quindi uno di quelli che ha la catena corta, e osserviamo una distribuzione abbastanza omogenea, possiamo dire, quindi lo possiamo trovare ubiquitario un po' in tutto il nostro dominio. Se proseguiamo con le altre sostanze perfluoroalchiliche ma a catena corta, ecco che osserviamo un andamento pressoché similare. Quando andiamo a considerare per esempio l'eptanoico, incominciamo a osservare qualche piccola differenza, cioè vediamo che c'è una tendenza ad avere una concentrazione maggiore in questa direttiva, in quella direzione, e qua sotto, mentre nella fascia intermedia, nell'area di Montecchio, se vogliamo, abbiamo concentrazioni anche di un ordine o più di grandezza di differenza. Proseguiamo considerando il PFOA, ovviamente, e andiamo a incrementare, andiamo a considerare le sostanze perfluoroalchiliche a catena via via sempre più lunga. Ecco che qui ci sono delle sorprese, sì, questo è il nonanoico. Nel nonanoico vedete che c'è una distribuzione che praticamente è estremamente limitata in questa direttrice ed è praticamente assente altrove. Questo è ancora più evidente nel decanoico. Nel decanoico l'abbiamo presente soltanto in questa direzione. E quindi questo addirittura nell'undecanoico, dodecanoico, addirittura sembra non esserci alcun tipo di trasporto in falda. E quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire che sostanzialmente quelle sostanze che hanno una maggiore propensione alla diffusività, alla diffusione in falda, sono state in qualche modo anche catturate, hanno avuto la possibilità di essere trasportate anche nella direzione più a sud. Mentre quelle che hanno una bassa propensione alla diffusività, alla dispersione, tendono a essere diffuse soltanto nella direttrice verso est. Questo è sostanzialmente un riassunto che possiamo fare. Inoltre potremmo addirittura tentare di definire un plume di contaminazione diverso per ciascuna congenere, sostanzialmente. Ecco, qui lo vediamo tabellare, i dati in maniera tabellare, quindi abbiamo le sostanze perfluoroalchiliche con catena che tende ad aumentare da qui verso qui, quindi dal butanoico al dodecanoico, e osserviamo la loro solubilità. Vediamo il butanoico estremamente solubile, con una solubilità via via decrescente, direi quasi a livello esponenziale, andando ad aumentare a considerare le sostanze perfluoroalchiliche a catena lunga.
Il coefficiente di ripartizione, vi ricordate l'equazione iniziale che è stata illustrata? Eccolo qua, ci dà ragione anche della capacità del trasporto in falda, perché quelli che hanno un coefficiente di ripartizione maggiore sono proprio quelli che non hanno subito un trasporto in falda. Questo vale ovviamente per il gruppo dei carbossilici, però se facciamo un'analisi anche dei solfonici, potete osservare che l'andamento sostanzialmente è analogo. Quindi, tornando un pochino indietro, parlando un po' di quello che è l'impronta che possiamo osservare della diffusione di questi contaminanti in falda nell'area considerata, queste sono le composizioni relative, questo è il fingerprint, se vogliamo, dei PFAS nell'area di studio, e vediamo che c'è una distribuzione di questo tipo, quindi abbiamo un'abbondanza in questo caso del PFOA, e sono molto distribuiti anche i PFBA, IBS, l'esanoico e il pentanoico. Mentre abbiamo visto, ma l'avevamo visto anche nelle slide precedenti, che quelli a catena lunga tendono ad avere una bassissima diffusione nelle acque sotterranee. Faccio un breve excursus anche per quanto riguarda la presenza dei benzotrifluoruri nelle analisi che sono state fatte. Sono state fatte un paio di campagne, questi sono i benzotrifluoruri, sono delle sostanze che possono essere sostituite, che hanno sostituito o che possono sostituire i PFAS e che hanno un comportamento dal punto di vista chimico estremamente simile ai PFAS, ma attenzione, questi sono i vari VTF e la loro distribuzione in falda, ma attenzione che hanno un comportamento molto simile ai PFAS a catena lunga. E lo vediamo da queste slide. Questo è un po' il risultato. Se noi andiamo a confrontare sostanzialmente la distribuzione, questo è il decanoico in falda, si distribuisce proprio lungo questa direttrice principale di deflusso, e andiamo a sovrapporla con il plume di contaminazione che era stato individuato già in una pubblicazione fine anni 70, e questa è la distribuzione di questa contaminazione, vediamo che c'è una forte sovrapposizione. Tra l'altro, a partire da quegli anni i BTF hanno dimostrato anche una scarsissima propensione alla mobilità in falda, e lo sovrapponiamo poi anche al plume di contaminazione, ormai quello noto, stranoto, e vediamo che effettivamente la distribuzione delle sostanze, come già detto, appunto, delle sostanze perfluoroalchiliche a catena lunga è prevalentemente lunga questa direttrice, mentre la direttrice di falda che va verso sud riesce a in qualche modo prendere anche in considerazione i PFAS a catena corta. Questo, se vogliamo, è un fingerprint come l'avevamo visto precedentemente. Invece di avere i dati relativi, qui abbiamo i valori assoluti di concentrazione e le diverse campagne che sono state effettuate. Quindi si è visto come nelle diverse campagne, laddove si osservano delle diminuzioni di concentrazione in alcuni punti, si osservano anche in altri. Quindi c'è un andamento tendenzialmente abbastanza omogeneo, quindi tende a rimanere il fingerprint di queste sostanze nell'area di studio. Quindi, andando alle conclusioni, quello che possiamo osservare, quello che possiamo dedurre dalle presentazioni che è stata finora illustrata, è che sostanzialmente noi dobbiamo considerare diversi fattori, e sono soprattutto 4. Quindi la modalità di emissione, quindi l'area di origine, puntuale e lineare, le concentrazioni iniziali, che sono sempre importanti, le caratteristiche chimico-fisiche del contaminante, che abbiamo visto adesso essere fondamentali nella definizione del plume di contaminazione e nella sua distribuzione, e anche, ovviamente, non si potrà mai prescindere dalle caratteristiche intrinseche dell'acquifero, quindi assi di drenaggio, palealvi e quant'altro. Quindi, in conclusione, la conoscenza idrogeologica di un sistema complesso, quindi sistema serbatoio, è fondamentale nella definizione anche di quelli che possono essere approcci multidisciplinari, e che può essere di forte supporto nella definizione anche delle aree
di rischio, soprattutto se possiamo applicare eventualmente anche degli strumenti più avanzati, ne ho sentito parlare precedentemente, anche come appunto la modellistica numerica. Litigo sempre con questo microfono. Grazie Matteo Cultrera, che ci ha fatto capire come in realtà non scatta una fotografia, ma in realtà è proprio un video che è una mappa, una fotografia molto, molto aggiornata di come si muovono non solo le sostanze che ci fanno più paura, i FAS, ma in realtà i BTF e tanti altri ancora. Giuseppina Cristofani adesso ci parla delle misure di controllo e dell'importanza delle aree di salvaguardia. Grazie. Buongiorno a tutti. Spetta a me scontare il fattore di ritardo, non quello della formula del collega che ci ha preceduto, ma utilizzo questo gioco di parole anche per dire che vi parlerò delle aree di salvaguardia in cui siamo in ritardo. Forse siamo i primi tra i ritardatari, ma questo ci aiuta a dire la necessità che abbiamo di andare a individuare questa cosa e recuperare questo ritardo, proprio per porci in quella logica di previsione e quindi un approccio preventivo invece che con gli approcci successivi che hanno caratterizzato l'interessante percorso di stamattina. Salto visto l'orario, il quadro normativo comunque di fatto spetta alle autorità d'ambito proporre alle regioni l'individuazione delle aree di salvaguardia delle fonti acquedottistiche ad uso idropotabile. La Regione Veneto è dotata di un piano di tutela delle acque in cui è disciplinato proprio questo passaggio tra la Regione Veneto e gli enti d'ambito. Nel caso specifico del Veneto si chiamano consigli di bacino per il servizio idrico integrato e a questi spetta proporre le aree di salvaguardia che poi la Regione andrà ad approvare. Il Consiglio di Bacino Brenta, che qui rappresento, ha promosso e finanziato uno studio per costruire il quadro conoscitivo finalizzato all'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni acquedottistiche su scala d'ambito. E questo studio è stato approvato e quindi verrà presentato alla Regione e poi si esprimerà lo scorso dicembre. Il dominio, ci spostiamo dalla zona FAS, andiamo dall'altra parte dei colli, riguarda sostanzialmente un'asta fluviale del Brenta che va dal confine nord della provincia di Vicenza fino alle porte di Padova. Sono 68 comuni, circa 600.000 abitanti e coincide di fatto con il perimetro dell'ente d'ambito che è uno degli 8 enti regionali. Si parlava prima di fonti. Nel nostro territorio, 1.700 km², 250.000 utenza di pubblico acquedotto, ci sono 70 sorgenti e 95 pozzi. Quindi di fatto il problema di tutelare ha una numerosità che diventa un fattore importante e sulla quale le aree di salvaguardia possono dare un concreto aiuto anche in integrazione ai piani di sicurezza degli acquedotti. Il quadro conoscitivo parte da quella caratterizzazione idrogeologica che il collega prima ha precisato essere necessaria per le valutazioni e quindi da una sezione geostrutturale che vede per il nostro ambito, come dire, la piena sovrapposizione con questa realtà. Si va dalla zona montana fratturata fino alla parte porosa con l'indifferenziato prima. Sostanzialmente, forse questo è più piacevole da vedere, passiamo dall'altopiano alla pianura e questo di fatto è il confine tra il sistema fratturato e il sistema poroso. La struttura dello studio, lo studio è stato fatto con una relazione metodologica e con delle specifiche monografie sia sui pozzi che sulle sorgenti, dove sono state valutate le caratteristiche tecniche delle risorse, sono stati fatti dei test, dei pump test, dei monitoraggi, sono stati integrati i database fino ad arrivare alle monografie specifiche delle aree di salvaguardia per tutti i pozzi e per tutte le sorgenti, che poi sono state montate su una base GIS. La caratteristica di questo quadro conoscitivo e quindi anche l'interesse che ha rispetto all'utilizzo per i piani di sicurezza degli acquedotti
è che è stata valutata la situazione idrogeologica, idrologica, idrochimica, morfologica, nonché le condizioni di vulnerabilità intrinseca di questo acquifero. Ed è stato affiancato al criterio geometrico, che è quello che la legge propone in mancanza di altro, il criterio idrogeologico e il criterio cronologico. Fin qua ho corso, adesso rallento. È stato applicato un sistema per cui, oltre al criterio geometrico che viene utilizzato normalmente per andare ad individuare la protezione ristretta dei pozzi e delle sorgenti, quindi la capacità di evitare accessi e di limitare praticamente la struttura anche fisica, il criterio temporale, che è il tempo di sicurezza inteso come numero di giorni che impiega una particella d'acqua durante il proprio percorso sotterraneo a raggiungere il punto di captazione. Questo per noi è il criterio fondamentale su cui poi abbiamo fatto i ragionamenti che adesso vi vado a presentare. A questo è stato affiancato il criterio idrogeologico, che è andato a vedere proprio la struttura, il tessuto della falda e delle strutture connesse. L'applicazione del criterio geometrico, che è sostanzialmente il criterio più diffuso, fa sì che se io individuo su questi due pozzi l'area di salvaguardia, ho due bei cerchietti puntati sulla mia fonte e dico perfetto, posso bere tranquillamente, perché quella zona industriale che sta in fondo a sinistra non mi interessa. L'esito invece dell'individuazione delle aree integrata con il criterio temporale fa sì che quella struttura urbana, che è l'area industriale che sta in fondo a sinistra, mi diventa fortemente interessante e fortemente inquietante sotto il profilo poi della protezione delle strutture che sono esattamente, diciamo, nella direttrice. Per cui quando penso a bere un bicchiere d'acqua, il sistema, diciamo, di una protezione pensata con un criterio temporale mi rende molto più serena che con un criterio geometrico. Certo, questo pone dei problemi, perché io per andare a tutelare quelle due fonti o vado a censire quell'area industriale, capire chi c'è, chi non c'è, cosa produce, qual è la filiera, quali sono i contaminanti esistenti, emergenti, possibili, eccetera, o forse mi conviene spostare i pozzi. Quindi l'individuazione delle aree di salvaguardia ci ha permesso da una parte di ragionare su come integrare le misure all'interno del piano di sicurezza degli acquedotti che il nostro gestore ETRASPA ha, ma dall'altra anche di ragionare a livello pianificatorio su che cosa conviene tenere, con cosa conviene riconvertire e dove deve puntare la pianificazione del servizio idrico integrato, che anche questo è un sistema di protezione, perché quando ho detto prima che avevamo 95 pozzi e 70 sorgenti, è un elemento di criticità da un lato, perché vuol dire avere una numerosità faticosa, dall'altro è anche un elemento di sicurezza perché consente di poter shiftare tra una fonte e l'altra e quindi in caso di pericolo non essere costretti a lavorare solo su quella fonte. L'applicazione integrata di questi criteri ci ha consentito di individuare aree di salvaguardia che noi abbiamo pensato strutturate così, per fasce in base alle isocrone. Cosa vuol dire? Vuol dire che là dove vedete l'arancione, il limite dell'arancione è l'isocrona 60. Qualcosa che viene versato a quel limite ci mette 60 giorni a colpire il mio bersaglio, che è la fonte acquedottistica. Poi 120, poi 180, poi 365. E abbiamo pensato, ovviamente hanno forme diverse a seconda anche della morfologia del territorio, quelle che vedete in fondo a sinistra cozzano con l'asta fluviale del Brenta e quindi di fatto l'isocrona, come dire, si ferma lì. E abbiamo pensato a forme di protezione diverse proprio a seconda di questa isocrona. Questa è la rappresentazione di una zona interessante del nostro territorio con tutte queste zone e capite che andare a vincolare, a studiare, a ragionare su tutto quello che c'è in quelle zone diventa oneroso e faticoso per il territorio.
Io prima ho detto abbiamo approvato lo scorso dicembre le aree salvaguardia, ma ci abbiamo messo un anno ad approvarlo, perché non è nella sensibilità comune e anche dei nostri amministratori scegliere uno strumento che andrà poi a vincolare il territorio. E questo non è un'osservazione di margine, perché poi quando succede il problema tutti si corre, ma prevenire, quindi evitare che si collochino centri di pericolo in prossimità delle zone della risorsa idropotabile è, come dire, un'attenzione che va e una sensibilità che va coltivata. Che cosa abbiamo proposto alla Regione? Abbiamo proposto, un po' per invitare anche ad esprimersi in questo senso, questo tipo di tutela che va dopo calata scheda per scheda, però dice io propongo una zona di tutela assoluta che prevede un tipo di protezione di natura fisica a ridosso dell'impianto del sistema di captazione. Quando mi sposto verso all'isocrono a 60 giorni, propongo una zona di tutela ristretta, dove vado sostanzialmente a eliminare, a spostare o a mitigare tutti i centri di pericolo esistenti, oltre che vietare l'insediamento di ulteriori centri di pericolo. Dai 60 giorni ai 180 abbiamo proposto una zona di tutela allargata, cioè dinamica. L'esistente c'è, lo monitoro, lo accatasto, cioè vado a vedere che cosa c'è e vado a capire se ha senso o no spostare qualcosa, se ha senso o no introdurre delle buone pratiche, se è conveniente o no andare a creare delle mitigazioni in modo tale da alleggerire gli insediamenti su questa fascia. Oltre i 180 giorni fino ai 360 abbiamo pensato a una zona di tutela preventiva, cioè di tipo pianificatorio, dove si dice non insediamo più strutture eventualmente pericolose, proprio per evitare che in futuro si generi questo tipo di rischio. È chiaro che questo è un approccio che semplifica la lettura delle aree salvaguardia, perché poi va fatta una contestualizzazione specifica, però ci aiuta ad avere un modello attuativo, soprattutto per far passare poi gli aspetti vincolistici, che è, come dire, il prossimo passaggio da fare. Che cosa si può fare o non si può fare all'interno della salvaguardia è determinato dalla norma, ma come sappiamo non sempre la norma è sufficiente per garantire la tutela, quindi, come dire, bisogna passare anche a una fase di contestualizzazione spinta, come quelle che abbiamo visto esemplificate prima nel caso di Almisano, e quindi l'intento è quello di andare a portare l'integrazione di queste conoscenze, che sono le aree di salvaguardia, all'interno del piano di sicurezza degli acquedotti. Che cosa abbiamo fatto? Nell'ambito della revisione del piano di sicurezza degli acquedotti di ETRA, che ormai ha 5 anni, è stato fatto il team, è stata coinvolta ARPAV, le ULS, ed è stato messo a disposizione questo studio delle aree di salvaguardia. Su queste il gruppo ARPAV dell'Osservatorio regionale delle acque ha lavorato andando a individuare, attraverso l'integrazione di database che aveva a disposizione, tutti i centri di pericolo, potenzialmente di pericolo, quelli noti in quanto legati ad autorizzazioni o a cogenze ambientali che ARPAV conosce, alcuni, come dire, li conosce anche il cittadino medio, perché ok, e in più ha fatto un interessantissimo lavoro di andare attraverso la banca dati delle Camere di Commercio, attraverso i codici Ateco con una serie di incroci, andare a individuare anche quei sistemi di produzione che potrebbero essere potenzialmente pericolosi. Sulla base di questa analisi dati stiamo in realtà nell'ambito di questo lavoro valutando dei gradi di rischio, con una pressione puntuale, distinguendo tra il primo grado di rischio, che è la pressione puntuale certa, il secondo grado di rischio, che è una pressione puntuale accidentale, oppure, come dire, un terzo grado, che sono pressioni accidentali, in modo da poter calibrare le misure del piano di sicurezza degli acquedotti in base a questi elementi. Vabbè, poi sulle sostanze da monitorare c'è anche questo tentativo di arrivare a partire proprio
individuazione del tipo di azienda, della tipologia di attività produttiva, anche il tipo di sostanza e quindi anche alcune, come dire, considerazioni di potenziale rischio e quindi anche poi di potenziale o necessaria vincolistica successiva. E quindi, come dire, è stato fatto una serie di intercodifiche fino a riuscire ad intercettare la classificazione delle tipologie industriali presso ECA e quindi riuscire ad associarle ai codici Ateco. Vabbè. L'auspicio che io faccio, insomma, e che anche dà senso a questo intervento, è che si arrivi quanto prima alla formalizzazione delle aree di salvaguardia, perché le trovo, insomma, ma non credo sia un'opinione personale, il primo strumento necessario in termini previsionale per andare a tutelare questo territorio che è ricco di acqua di buona qualità, da cui attingiamo ampiamente, ma che dobbiamo poter tutelare anche mediante strumenti di tipo urbanistico e vincolistico. Se questo non riusciamo a farlo, come dire, rischiamo di porci sempre in quella prospettiva di rincorrere gli eventi e non di anticipare e garantire la protezione in prospettiva. Vi lascio, insomma, con questo riferimento al 152 che pur nella sua vetustà, perché ormai, insomma, ha più di 10 anni, ci dice che le acque sono una risorsa che va tutelata ed utilizzata, insomma, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Grazie. Siamo arrivati alla fine di questa importante mattinata, abbiamo sviscerato e toccato tantissimi temi importanti, abbiamo anche sforato un po' i tempi, è stata bravissima. E a questo punto io vi lascerei e vi saluterei, a meno che non ci siano domande o richieste impellenti, ma vedo che il tempo a disposizione ormai è quello che resta, per cui vi ringrazio molto dell'attenzione, ringrazio Viveracqua che ha organizzato e voluto questo incontro, la Regione Veneto che ha organizzato, che ha collaborato e l'Istituto Superiore di Sanità che ha patrocinato questo importante incontro. Alla prossima volta e buon rientro.